Questo è un progetto che è del MIUR, del Ministero dell'Università. Loro sono qui, c'è un gruppo che deve fare le misure. Benissimo, voi siete qualcuno del vostro gruppo, cioè della vostra classe, conoscere per poter poi dopo eventualmente fare delle riflessioni su questo giardino. Allora, noi siamo, lo vedrete, camminando nei lavori che sono stati fatti in questo giardino. L'ultimo dei lavori, il più importante, è stato proprio il restauro complessivo del giardino e di questo piano del giardino di Palazzo Capasso, che oggi, come vedete, è dedicato proprio alle attività seminariali ma anche a delle attività didattiche. Allora, io intanto vi voglio raccontare un pochettino quella che è la storia, diciamo, di questo giardino. La storia anche da un punto di vista urbanistico. Vedo sei solo tu. Su! Terra, aria, acqua, fuoco, caldo, secco, freddo, umido. Che sono queste scritte? Allora, voi dovete sapere che se si doveva studiare la scuola medica salernitana bisognava essere dapprima filosofi, cioè filosofi che significa? Bisognava studiare 2 anni, cioè i ragazzi, studenti della scuola medica salernitana dovevano studiare 2 anni di filosofia prima di approcciare gli studi medici. Sentite, poi vogliamo far cadere la foglia, così tu segui la foglia. No, una che già sta dentro. È un salvatore della natura. Diciamo del giardino. Noi abbiamo canalizzazioni che vanno un po' dappertutto, camminano lungo il muro, camminano sui bordi, poi vedremo sopra, camminano a terra, camminano sui bordi delle aiuole. E la particolarità di queste canalizzazioni, noi non abbiamo fatto, quando è stato fatto il restauro di questo giardino, noi non abbiamo toccato nulla, se non riprendere, restaurandoli, i sistemi di canalizzazione. Allora mi si potrebbe dire, ma che ci sta di particolare in questo sistema? Guardate, vi assicuro che di particolare c'è molto. Per esempio il fatto che l'acqua cammina, scorre senza mai debordare. Quindi c'è uno studio nella pendenza, c'è uno studio nella dimensione che ci dà la possibilità di distribuire in maniera, come dire, adeguata l'acqua senza che ci sia perdita alcuna. È chiaro questo? Quindi questo è uno degli elementi fondamentali, diciamo, del sistema. E poi vi siete resi conto che esiste una specie di sistemazione, diciamo, particolare allora, le vasche sono, come vi dicevo prima, dimensionate in funzione della dimensione del terrazzamento da irrigare, ma sono anche fatti in un modo particolare, ci sta un troppo pieno cosiddetto, cioè quindi il limite, l'acqua arriva fino a un certo punto, dopodiché esce fuori attraverso, diciamo, dei fori, e quindi quest'acqua serve a dare acqua, cioè serve a viene canalizzata e viene portata nel livello più basso. Quindi questa si chiama catena d'acqua, una sorta di grande catena d'acqua all'interno del giardino. Quindi dalla parte alta noi abbiamo quindi 2 sorgenti, una sorgente che vedete nasce in quel buco lì, vedete? Lì nasce dell'acqua, lì l'acqua nasce, fuoriesce, diciamo, e quindi abbiamo una prima sorgente, quindi questo è uno dei pochi giardini che ha una sorgente sua propria, tant'è che io ho detto anche alle sue colleghe di fare l'analisi di quest'acqua, se loro vogliono fare quest'acqua che fuoriesce dalla bocca della Gorgone è proprio l'acqua della sorgente che nasce in quel buco lì, e quindi questo è particolare, questo per capire un pochettino le caratteristiche di quest'acqua. Dopodiché, vedete, l'acqua in questo caso qui scende attraverso questa canalizzazione oppure va in quell'altra direzione. C'è nella fattispecie una porzione dell'acqua della sorgente, vedete, va in quell'altra direzione, quindi ci sta un'acqua che proviene dall'alto che scende in questa canalizzazione e l'acqua che viene dalla sorgente che va in quest'altra direzione. Un'altra cosa importante, vedete, questa è una pianta per noi significativa, la definirei una pianta preziosa per il giardino, si chiama Colocasia antiquorum. Allora, questa pianta è l'unica pianta che Matteo Silvatico cita citando il suo giardino. Allora, Matteo Silvatico al capitolo 196 dell'Opus Pandectarum Medicineo, quel libro che vi ho detto prima,
L'unica citazione sua personale in cui cita il giardino è proprio parlando di questa pianta, e lui dice: ed io ho una colocasia nel mio giardino a Salerno presso una fonte considerevole. Allora vi rendete conto di quanto è importante questa pianta? Nel senso, quando io sono entrato, avevo qualche anno in meno, cioè parecchi anni fa, quando sono entrato la prima volta in questo giardino, la pianta già esisteva ed era molto grande. Il vecchio custode di questo giardino ci parla di questa presenza di questa pianta già molto grande agli inizi diciamo negli anni 20, negli anni 30. Quindi immaginate, già era molto grande e molto vecchia. Questa pianta è una pianta egiziana, quindi non nasce naturalmente in questo posto, quindi non è come per esempio il mirto, come per esempio questo la menta, che è una pianta che diciamo autoctona, si dice autoctona, è una pianta che nasce naturalmente in Italia. No, questa è una pianta egiziana, quindi per essere qui questa pianta significa che qualcuno l'ha portata qui. Ora abbiamo fatto delle indagini su questa pianta, abbiamo indagato sul DNA di questa pianta. Il DNA di questa pianta, una ricercatrice di Oxford ha fatto una ricerca sul DNA di questa pianta e ci ha detto che questa pianta è realmente una pianta egiziana, cioè appartiene a quel ceppo che era il famoso ceppo di Matteo Silvati. Allora, dato che non è questa pianta un albero, quindi noi non possiamo tagliare oppure prendere un succhiello, così, prendere un pezzetto di legno e leggere gli anelli di accrescimento. Voi sapete che l'età di una pianta la si legge dagli anelli di accrescimento. L'inverno la pianta cresce poco, d'estate la pianta cresce molto, quindi gli anelli sono chiari d'estate e scuri d'inverno. Quindi io leggendo la successione degli anelli della pianta leggo gli anni della pianta. È chiaro? Oh. Allora, questa si fa, un'operazione di questo genere si fa con il cosiddetto succhiello di Presler, cioè si fa un buchino piccolissimo, si tira fuori una carotina di legno e si leggono i vari anni d'età. Allora, una cosa di questo genere non può essere fatta per una pianta erbacea, come è appunto la colocasia, però dalle indagini che sono state fatte, quindi col DNA, dalla dimensione della pianta, dalle caratteristiche della pianta, noi possiamo dire che molto probabilmente quella pianta è la nipotina della pianta di Matteo Silvati. Quindi immaginatevi quanto è importante, anche perché tra l'altro è incredibile, noi abbiamo che è l'unica pianta che Matteo Silvatico cita. Cioè quando lui scrive questo Opus Pandectanum Medicina, ripeto, al capitolo 196 troverete il testo in cui si dice ed ego ipsam truccasia mabeo, in veritario meo secus spectabile fontem. Quindi ed io avevo una colocasia a Salerno nel mio giardino presso una fonte considerevole. Quindi immaginatevi l'importanza di questa pianta. Purtroppo di un uso non corretto, diciamo, della morfina, ma la morfina è stato uno dei grandi anestetici, diciamo. Durante la prima guerra mondiale la morfina veniva utilizzata moltissimo, diciamo, come anestetica. Mi sembra Stasera ce ne mangiamo un po'. faccio mangiare io che cosa se non la metto. Guardate, è interessante, veramente interessante, bellissimo. Ricordatevi sempre quello che vi ho detto quando noi abbiamo parlato, diciamo, in aula, e dell'importanza del toccare anche le piante. È chiaro che ora non vi posso far toccare a tutti quanti le piante, perché dovreste toccarle in un certo modo, dovreste toccarle senza rovinarle, ma per esempio questa pianta è un'artemisia, è una pianta molto importante. In Germania si chiama, qualcuno di voi vuole toccare sempre questa pianta e fare la solita operazione di mettere poi dopo i polpastrelli vicino al naso. La dovete un pochettino stropicciare, non tantissimo, stropicciate, e sentite che ha un odore particolare. E questo odore è l'odore del vermouth. Allora, per chi conosce il vermouth, questo qui è esattamente l'odore del vermouth. Non è un caso che i tedeschi la chiamano vermouth, perché è uno dei componenti per produrre il liquore, che hanno più di 10 anni. Noi le abbiamo fatte crescere in altezza. Questo forse nessuno di voi lo sa, ma le piante producono più frutta quando la linfa scorre più lentamente. Allora, se io ho delle piante che vanno tutte quante assurgenti verso l'alto, la linfa è veloce.
quindi si produce più foglia che non frutta. Quando la linfa rallenta all'interno della pianta, quindi quando si fa una piegatura della pianta, quindi vedete in questo caso specifico, vedete l'albero che sta qui viene piegato sulla pentola, quando la linfa si rallenta, allora le gemme vanno a fiore, si dice, cioè quindi c'è una maggiore produzione di Oggi hai scoperto che sei della costiera, parte Grande. Mario, Mario, guarda un punto. Oh, però se mi date la mano. Che abita in consiglio? 40. Questo Giffoni vedono un no. Bello! Devo vedere quello, vediamo se ce la faccio, vediamo, proviamo, vai. Non ce la faccio. Il babbo. Che scuola siete? Da Procida. Metti a terra, dai. Molto pericoloso. Vabbè, qualche ostacolo lo trovo. Io faccio vedere le penne che i ragazzi hanno messo a terra. Eccoli qua, bravi questi ragazzi. Devo partire da zero. Da zero proprio. Ok. Ma tolgo il metro. Sì, sì, lo Datemi voi il via. Vai. Vabbè, vedi la lunga. Valentino c'è.